Professore, 400 giovani all'anno si suicidano. Perché gli adolescenti sono in crisi? Sono in crisi perché non hanno futuro. Quando io mi sono laureato sapevo che mi attendevo una scuola, nel giro di un anno ci sono arrivato. Se invece oggi uno si laurea in filosofia, la prima cosa che deve mettersi in mente è che non insegnerà mai filosofia. Se il futuro non attrae, automaticamente non c'è motivazione, no? E questo è un problema enorme. Dopodiché, sì, certo, ci sono quei numeri lì, tuttavia bisognerà trovare anche una soluzione, vedere un po' di costruire qualcosa, ma non abbiamo una politica che pensa ai giovani, assolutamente. Anche il Next Generation si chiama Recovery Fund. Scusa, perché? L'abbiamo pensato per le generazioni future, chiamiamolo col suo nome. Come si possono aiutare i giovani a ricercare i valori della vita? Scuola, 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 scuola. Solo che la nostra scuola al massimo istruisce ma non educa. L'educazione passa attraverso l'ordine delle emozioni, dei sentimenti, allora bisogna fare delle classi di 12-15 persone, non di 30. Potremmo approfittare di questa circostanza del Covid per rendere strutturale che le classi siano composte da poche persone, 12-15, allora li puoi seguire a uno, vedere le diverse intelligenze, gli sviluppi emotivi, e se non facciamo questa operazione educativa avremo sempre questa condizione. Lei dice manca lo scopo, manca la risposta al perché, due elementi che portano al nichilismo. Sì, questo è appunto quello che si diceva prima, manca lo scopo vuol dire che il futuro non è una promessa ma una minaccia. Manca la risposta al perché mi devo dare da fare, perché mi devo impegnare, se il futuro, se non è minaccioso è quantomeno imprevedibile, se è imprevedibile che strategie posso assumere? Perché i bambini pensano, gli adulti invece concedono, si abbandonano alle idee stantie a cui si sono abituati dal giorno in cui sono nati, mentre i bambini hanno una vivacità mentale significativa che andrebbe sfruttata. I bambini sono in grado di pensare, di discutere le loro idee e ogni tanto lo fanno. I vecchi invece sono belli appollaiati nelle loro idee e non si muovono. Per giunta quando diventano vecchi chiamano queste idee stantie, addirittura li chiamano principi, invece sono abitudini mentali da cui non si scollano perché sono rassicuranti. Mentre come dice l'identità dei bambini è comunque condizionabile e manipolabile. L'autorità dei bambini? È comunque condizionabile e manipolabile. Assolutamente, io vedo a Milano per esempio, non so, che i bambini prima e seconda elementare giocano anche con gli stranieri, giocano anche con bambini neri, con bambini gialli, sono curioso di sentire le loro storie, poi a partire dalla terza in poi basta, non giocano più, si vede che in casa gli hanno detto che non è il caso di giocare con loro. I bambini in età scolare trovano al di fuori della famiglia nuove figure di riferimento. Come dovrebbe essere gestita questa trasformazione? Ma non è una trasformazione, è un passaggio naturale. Prima vuoi bene, hai come riferimento ai genitori, poi come riferimento hai anche le maestre e i maestri. Il problema è quando i genitori si scagliano contro le maestre e i maestri, creando una contraddizione nei bambini, i quali concludono: a questo punto non mi fido più di nessuno. Questo è un disastro. Parlando di giovani, i giovani vogliono avere un modello o riconoscere un'autorità secondo lei? I giovani vogliono che non gli si spezzino le ali, che li si lasci sognare, che non trattino i loro sogni come delle utopie o delle cose realizzabili, che non si insegni loro il sano realismo dei vecchi o delle persone anziane, che non gli si proponga come unico obiettivo della vita il denaro. Se noi li lasciamo vivere in queste dimensioni altre rispetto a quelle proposte dal mondo genitoriale, anche loro potranno inventare delle cose. Lei è molto critico nei confronti della riforma pedagogica. Della riforma? Pedagogica. Ma la scuola secondo me non ha creato nessuna riforma, la vera riforma è ridurre le classi, poi mettere in classe dei professori che siano motivati e non lo facciano per mestiere o perché c'è il metatempo, che è necessario che i professori siano sottoposti a un test di personalità in maniera tale di vedere se sono carismatici, se sono in grado di comunicare, di affascinare. Si pretende forse troppo dai bambini oggi, ovvero sia vengono iniettati troppi stimoli nella loro mente. Ma più che altro gli si fa fare troppe cose, perché è entrato il modello americano che deve imparare tutto da piccolino. E allora questi bambini devono andare a scuola, devono giocare a calcio, se sono bambini devono suonare il piano, devono fare danza, devono imparare a sciare, devono fare troppe cose.